vi ricordate quando ha fatto questi scavi qua per le fognature, ecco, ha finito i lavori e ha lasciato sto d'asfalto qui provvisorio, ma non solo l'ha lasciato provvisorio, il ha messo anche al cartei, come dire, no, cunete d'ossi, state attenti che è una strada messa male, cioè lei è come quando mette su i cartei, occhio che vedo la frana, che vedo sassi, ma giusto era sta roccia, manda su qualche don, buttato i balotti, no? Mettere i cartei cosa serve? Non si risolve mica niente, E eccoci qua al confine, no? A parte che poteva farlo qui della provincia Punla, doveva essere proprio a fil del sacca, no? Vabbè, ormai l'ha fatta, anche questa banda qui, insomma, guarda quanta terra che la tira via, ma piuttosto che niente, insomma, meglio così. Però chi vede, gli ha tagliato tutte le piante, gli ha fatto la legna e l'ha portata via. Cioè, non poteva portarmi via la legna, quando è che l'è nata? Perché i tempi che corre anche la legna, visto che costa il gasolio e altri carburanti, potrebbe servirmi anche a noi di Vignole, no? E poi guardate, gli ha lasciato anche una poltrona, si vede che tanta fatica non gli ha fatta far legna, gli era anche qualche dunque che possedeva. Sto là, che ne è ancora qualche metro cubo da portare via, ma almeno domandare, non si dice che non la semno qualcosa, ma almeno domandare. Ecco qua gli attacca su la reclame dell'arco bonsai, no? Poi che l'ho vendita a Gabriele Sbaraini, il capo di sti che anche a chi bisogna domandare la pubblicità, la reclame dei costi, insomma le spazi che hai chi, basteria anche il telefono, non è che gli cifre, lui mi dice che magari ne dà una mano perché qua avanti mettere in su anche a noi qualcosa per far risparmiare, no? Perché per esempio per chi vede le campagne, guarda quelle vigne lì, no? Io vorrei sempre fare delle vigne bonsai che te le cure subito, non costa che tandrio, banca pomeri bonsai, luniere bonsai, e lui dice che se ne intende queste robe qui e magari ne dà anche un po' dei consigli, insomma, ecco.